Lui ha voluto anticipare la visita ai nostri studi rispetto alla settimana prossima, perché? Perché giustamente c'è un tema d'attualità, un tema ricorrente che riguarda la scorta che si dà non soltanto ai politici ma anche a personaggi che sono piuttosto scomodi, magari alle organizzazioni mafiose, alle organizzazioni criminali, chi giustamente insomma viene costantemente minacciato. Una persona su tutte, Saviano, quello che appunto ha scritto mettendo nero su bianco un po' la situazione delle organizzazioni mafiose, e purtroppo insomma quando si scrive certe cose, si affronta certi argomenti, poi possono arrivare anche delle minacce e delle appunto vendette. Giustamente insomma Matteo Salvini ancora una volta ha fatto sentire la sua voce e ha detto: Saviano, dovremmo rivedere un po' il fatto se dargli o meno la scorta. Lui è Raffaele Padrone, vice segretario FSP Polizia di Stato, vice segretario nazionale. Ben ritrovato, dottor Padrone. Grazie a voi. Lei tra le altre cose è un istruttore, no, di scorte, sa bene come funziona questo mondo. Allora certo, ci spieghi, al di là del fattore politico, diamo o non diamo la scorta a Saviano, che può essere simpatico o meno, però effettivamente come viene data una scorta? Come viene assegnata, e soprattutto un ministro dell'interno può revocarla? Ma, allora, intanto per darla e per toglierla non è certamente il ministro che decide, ma decide un comitato di ordine e sicurezza pubblica con questore prefetto che, sentito poi chiaramente l'ufficio interessato, che può essere l'ufficio politico locale, trasmette una decisione all'ufficio centrale di Interforce sulla sicurezza, che sta a Roma presso un dipartimento. Quindi voglio dire che questa polemica la tocco e la lascio lì a perdere, perché non è una cosa che mi riguardi. La battuta che può fare Salvini o qualcuno può ritenere battuta, io ti tolgo la scorta, mi pare che non è che stiamo giocando come i bambini, no? La scorta viene data, ma non viene data, non viene tolta nei sistemi in cui è stata rappresentata in questi giorni. Quindi una volta che si decide di dare la scorta alla personalità o alla persona civile, lei ha ricordato bene, il problema è che ci sono 600 persone civili che godono di questo privilegio, perché se privilegio così qualcuno lo vuole chiamare, a me darebbe fastidio avere poi una persona che ti segue passo passo o ti porta in giro, e se poi esci da casa ti succede qualcosa, insomma abbiamo visto anche fatti incresciosi di ultimi tempi, insomma, di che qualcuno poi sotto scorta, se ne usciva da solo da casa, immediatamente quella scorta, è meglio dirlo, viene revocata semplicemente come è giusto che sia, perché se sei sotto scorta per motivi, ripeto, personali, di minacce, e poi appena la scorta lascia la tua abitazione e te ne vai in giro, significa che non ha senso che tu abbia la scorta. E poi dobbiamo vedere invece i 1000-1500 politici che hanno la scorta. Questo è un altro dato di fatto, perché questo poi, se va nel calderone, visto che ci danno sempre tagli alla sicurezza, insomma parliamo di circa 250 milioni di euro all'anno per queste persone. Il fatto di togliere la scorta 1, A, che sia civile, B, che sia politico, non dipende dal ministro, sicuramente non dipende dal ministro, ma dagli organi locali preposti a dare la segnalazione all'ufficio centrale. Il problema è che ogni 3-4 mesi questo ufficio locale, l'ufficio che può essere l'ufficio politico o l'ufficio scorte di una città dove esiste, di una questura dove esiste l'ufficio scorte, è una valutazione che viene data, cioè voglio dire che se a una persona gli viene data la scorta, dopo 4-5 mesi vengono a mancare quegli elementi che hanno presupposto il servizio di vigilanza ristretta alla persona, questo decade. Quindi può decadere, come può essere, diciamo, declassato, perché dovete sapere che le scorte hanno, dalla presidenziale del Presidente della Repubblica, man mano il Presidente della Repubblica, per curiosità, guardi, che viaggiano con lui, che tengono H24. Guardi, i numeri sono alti, c'è chi aveva anche fatto delle battute sul nostro ex Presidente della Repubblica, si portava in giro 45 persone, insomma, Obama ne ha molti di meno, ma è tutto c'è Berlusconi che invece se le paga, no? Mi sembra di tasca propria. Lui se le paga di tasca propria,
quindi con poliziotti, ex finanzieri, ex carabinieri, perché le scorte interessano, è vero che interessano parecchi uomini, si gira su 2500 uomini al giorno tra tutte le forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, vedete la Raggi, un sindaco, queste sono tutte persone che girano intorno a queste. Bisogna vedere anche in che qualità poi, no? E ci metto sicuramente la nota sindacale, bisogna vedere con qualità, perché ok la scorta, ripeto, a base di un livello che viene dato, parlavo prima, dalla presidenziale fino a un quarto livello, man mano che scendiamo, man mano abbiamo un numero di uomini obbligatoriamente da impiegare nel servizio di scorta. Il problema è che i colleghi lavorano H24, i colleghi che fanno questo servizio lavorano con autovetture che hanno più di 150.000 km, a volte non sono auto con blindate, ci insegna purtroppo Falcone, Borsellino e tutto quello che ci va intorno. Potremmo stare qua a elencare persone che sono morte, colleghi, certo, aspettando questa tipologia di servizio, perché per mancanza e tagli continui, va bene, da Monti, che aveva cominciato a dare questa sforbiciata ai servizi, ma ricordando che comunque le scorte venivano effettuate in extremis, in emergenza, con macchine veramente obsolete. Non è la prima volta che qualcuno ha un'autovettura e gli si prende fuoco mentre sta seguendo o accompagnando la personalità, quindi c'è anche la nota che è quella che poi questi servizi aumentando le ore, sono tutte ore straordinarie che poi con i tagli non vengono pagati. Quindi grazie come sempre. Allora, è facile dire io te la tolgo, queste sono parole che vengono lasciate dette. Fantascienza, dai, sì, la realtà vogliamo giocare con la politica, giochiamo, io credo che la politica sia una cosa molto seria politica, e quindi non ci dobbiamo giocare, quindi giochiamo poi con le vite delle persone, giocate con gli altri ma non con le forze dell'ordine. Grazie come sempre al dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della FSP Polizia di Stato. Grazie ovviamente per essere stato in nostra compagnia. Latitante in Germania, rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato, in manette un 38enne di Pordenone.